Una Nuorese in chiara crescita domina il Como, travolto per 4-0 e si conferma capolista a punteggio pieno nel girone B della Serie D. Prova d'orchestra quella fornita dalla formazione di Virgilio Perra, che ha tenuto costantemente l'iniziativa nel corso del primo tempo e che dopo il gol del vantaggio ha saputo sfruttare gli spazi lasciati dai lariani. Una Nuorese capace di giocare con lucide geometrie e forte di un'apprezzabile condizione atletica. Di contro il Como ha palesato una condizione ancora precaria e nella ripresa è svanito, travolto dai verdi-azzurri. Nel primo tempo è sempre la Nuorese a fare la gara, ma il risultato si sblocca solamente al 38esimo quando Georges Dossou devia in rete di testa uno splendido servizio di Troianiello. Nella ripresa il Como inserisce Robbiati e avanza il proprio baricentro. La Nuorese trova così più spazio e Troianiello, complice anche un errore difensivo lariano, mette a segno il gol del 2-0. Il terzo gol nasce da uno splendido invito di Dossou per Nuvoli. Il giovanissimo attaccante fa tutto per bene e conclude con un tocco delizioso. Ancora Nuvoli firma il poker dopo una serpentina di Troianiello in piena area comasca. Facile il tocco ravvicinato. E così la Nuorese incamera la terza vittoria consecutiva e vola al comando della classifica nel girone B dell'Interregionale per la gioia dei suoi tanti tifosi.